Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto qui questa mattina. Siamo qui questa domenica per adorare insieme il Signore. Non siamo in tantissimi qui presenti, ma saremo sicuramente tanti online con i vari fratelli guardando questa mattina. Un saluto particolare ai fratelli e alle sorelle di Mantova che non sono potuti qui essere questa mattina perché la Lombardia è zona rossa. Noi, grazie a Dio, siamo solo zona gialla. Un saluto anche ai fratelli e le sorelle delle chiese di Belluno, di Conegliano, di Treviso e di Padova. E una buona domenica anche loro. Volevo iniziare questa mattina leggendo un versetto che si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, e poi pregheremo insieme. Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetto 34. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Signore, ti voglio ringraziare questa mattina. Grazie perché ci hai dato la possibilità di essere qui. Grazie perché non era così scontato essere qui questa mattina. Grazie invece perché ci hai dato questo privilegio di poter essere qui insieme, sia fisicamente ma anche online, con la diretta che stiamo facendo, Signore. Grazie ancora per ogni fratello e ogni sorella qui questa mattina e ti preghiamo per ognuno di loro affinché tu possa benedire le loro vite, Signore. Grazie ancora per quello che ci vorrai dire questa mattina e ti preghiamo che i nostri cuori e le nostre menti siano predisposti all'ascolto della tua parola. Grazie ancora per ogni cosa. Ogni cosa che facciamo, Signore, sia fare il tuo santo nome. Amen. Vi siete mai preoccupati per qualcosa nella vita? Partiamo dal presupposto che la vita è difficile. La vita è difficile perché siamo soggetti a varie prove, svariate prove, tribolazioni, tante cose che ci possono frustrare. Questa settimana, per esempio, la preoccupazione che avevo mercoledì è che c'era questo sentore che la Regione Veneto fosse zona arancione e allora non ci saremmo potuti vedere questa domenica. Avremmo dovuto fare magari o il culto online per tutti oppure non farlo del tutto. E allora ho chiamato Franci e gli ho detto: "Franci, guarda che io non mi posso spostare dal comune di Verona, non potrei neanche venire qui ad Ossobuono questa mattina e molto probabilmente tanti fratelli e tante altre sorelle non possono venire". E Franci ha detto: "Oh cavoli, mi sa che allora il culto non lo facciamo questa domenica". E invece il Signore ha risposto grandemente alle nostre preghiere, alle preghiere che abbiamo fatto. Però questa cosa mi ha fatto riflettere perché in quel preciso momento io, ma magari anche Franci, si stava preoccupando per qualcosa che non ancora era in essere, non ancora esisteva, ma qualcosa che magari sarebbe potuto accadere in futuro. Molte volte noi ci preoccupiamo del futuro, di che cosa faremo, di che cosa faremo domani, tra 1 anno, tra 2 mesi, tra 6 mesi, e senza pensare che anche il presente è difficile da vivere. Perché non solamente il futuro è difficile, ma anche la vita presente è difficile. Preoccuparsi per il futuro, preoccuparsi di qualcosa che magari non è ancora successo o che dovrà accadere è praticamente inutile. Non porta a nulla, anzi porta solamente allo sgiovamento, allo sconforto, non porta a nulla e soprattutto preoccuparsi per i problemi non porta veramente a nulla. Anzi, sprechiamo solamente delle energie a pensare che cosa faremo a questa settimana, a sabato devo andare a fare quello, domenica quell'altro, oddio non so se ce la farò. Questo porta solamente a dello sconforto, a delle preoccupazioni che non esistono. Il Signore non ci chiede questo, il Signore ci chiede e ce lo dice attraverso la tua parola: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno. Non pensare a quelle che ci saranno in futuro. Perché oggi se sei preoccupato, se non stai confidando nel Signore, perché molto probabilmente non stai appunto confidando in Lui. Non stai avendo quella fede necessaria per poter dire: "Okay, oggi i miei pesi li posso portare al Signore". Se stai pensando alle preoccupazioni future, è perché tu in questo momento non hai fede nel Signore. E non è quello che ti chiede il Signore. Il Signore ti chiede: "Oggi avrai i tuoi pesi, lasciali lì, portali a me. Non portarteli sulla tua schiena, portali a me, perché io sono qui per te, oggi". Non pensare a quello che accadrà in futuro, non pensare alle bollette che dovrai pagare, non pensare all'affitto che dovrai pagare
o al mutuo, non pensare a delle visite che dovrai fare o a quanti contagiati magari ci saranno domani. Non è quello che ti chiede il Signore. Il Signore ti chiede di pensare a oggi e di vivere giorno per giorno e di vivere un giorno alla volta. Questo è quello che ti chiede il Signore. E soprattutto il Signore ti chiede di avere fede, perché Lui non ti abbandonerà mai e lo farà giorno dopo giorno. Non lo farà solo ieri e non lo farà solamente domani, lo farà oggi, giorno dopo giorno, perché le benedizioni del Signore sono di giorno in giorno e si rinnovano di giorno in giorno. Il Signore non ti ha benedetto solamente ieri o ti benedirà solamente in futuro. Il Signore ti benedirà a partire da oggi. Quello che ti chiede Lui è solamente di avere fede e di vivere un giorno alla volta. C'è un bellissimo versetto nel Salmo 55, versetto 22, che dice: "Getta sull'Eterno le tue, afflizioni, i tuoi affanni". E quando penso alla parola affanno è proprio una cosa che noi stiamo vivendo in questo periodo. Se pensiamo a come respiriamo noi adesso con le mascherine, come facciamo le cose noi con le mascherine, che sembra quasi come quando abbiamo il raffreddore, che anche la minima cosa che facciamo, la facciamo con affanno. Questo è il vivere pensando al futuro, è vivere con affanno, non è quello che ci chiede il Signore. Il Signore ci chiede di avere fede in Lui ogni giorno, perché le sue benedizioni sono costanti ogni giorno. Lui non ci abbandonerà perché ci ama e lo farà ogni giorno. Volevo concludere con un versetto che si trova nella lettera agli Ebrei, dove l'autore ci ricorda, a proposito di pensare a ieri, a oggi e al futuro. La lettera agli Ebrei al capitolo 13, il versetto oggi, ci dà una grande certezza, una grande consolazione, l'autore della lettera degli Ebrei, dove ci dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani. E io non so se tu questa mattina sei qui con le tue preoccupazioni, con le tue ansie, con le tue angosce. E io non so neanche se a casa tua hai un calendario o un post dove ti tieni le cose che devi fare. Io a casa mia ho tanti calendari. Ho il calendario di quest'anno, mia moglie ha già comprato il calendario dell'anno prossimo, Tobia ha il suo calendario per le sue attività e in più abbiamo una simpatica lavagnetta per ricordarci giusto le cose che dovremmo fare. E l'ho portata qui questa mattina e la volevo condividere con voi. Voglio solo. Ho portato questa lavagna questa mattina, ho dovuto chiedere il permesso perché è di mia moglie e mi ha dato il permesso anche di portarla. Questa è una lavagna che noi abbiamo a casa dove abbiamo segnato delle cose da fare, ecco. Tipo che a settembre ho il bollo della macchina da pagare, a gennaio avrò l'assicurazione della macchina da pagare, a gennaio avrò la revisione della macchina da pagare, per tutte le attività che le ragazze avranno da fare, oppure Tobia avrà da fare, oppure ci saranno altri impegni da fare. Addirittura c'è già segnato che ad aprile dell'anno prossimo dovremo pagare l'assicurazione. Io non so se tu questa mattina hai l'agenda con te qua sotto mano o se a casa hai un calendario dove ti sei segnato tutte queste cose che sicuramente ti portano un po' di preoccupazione, pensare a: "Oddio, devo pagare la bolletta della luce tra 2 mesi". Non pensare a queste cose oggi. Oggi il mio incoraggiamento è fare questo. Ho chiesto il permesso prima di cancellarla la lavagna. Anzi, ho fatto la foto per ricordare quello che c'era scritto. Vedete, le preoccupazioni fanno fatica ad andare via perché si incrostano nella nostra vita a volte. Il mio incoraggiamento oggi è questo: vivere oggi. Oggi. Il Signore ti chiede questo oggi, ma il Signore ti chiede anche una grande cosa: non avere lo sguardo verso il futuro. Il tuo sguardo questa mattina deve essere verso Cristo. E se tu oggi vuoi veramente vivere nel Signore, oggi vivi per Gesù. E per cui sulla tua agenda questa mattina, sulla tua lavagnetta scrivi oggi, ma ci scrivi anche Gesù. Perché questa mattina, come ci ha ricordato il fratello Lino in altre occasioni, quando ci ha parlato di Zaccheo, il Signore va a trovare Zaccheo e dice: "Oggi sono venuto a entrare in casa tua". Oggi la salvezza potrebbe entrare in casa tua. Non so se tu sei già un credente da tanti anni, se non credi nel Signore o se è la prima volta che sei qui o è la prima volta che ci vedi online. Ma oggi è il giorno perché la salvezza possa entrare in casa tua. Oggi è il giorno da dedicare a Gesù. Questa mattina siamo qui per adorare il Signore con
con la nostra presenza, con le nostre menti, con i nostri canti, con le nostre orecchie. Dopo ascolteremo la parola del pastore Mario. Il primo canto che faremo questa mattina è un canto bello allegro che sicuramente non porterà a preoccupazioni, che si chiama Amen, un canto molto giovanile che è fatto proprio per questa chiesa. Amen. Nel cielo, in ogni luogo sei, oh Signore, oh mio Signore. Amen, alleluia, amen, alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, amen, alleluia, amen, amen, amen. Solo tu puoi, Signore, fare gioire il mio cuore. Tu sei la fonte di vita, mio eterno tesoro. Grande e potente tu sei, oh mio eterno Re, ti lodiamo, noi ti lodiamo. Amen, alleluia, amen, alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, amen, alleluia, amen, amen, amen. Alleluia, amen, alleluia, amen, amen. Signore Padre, veramente questa mattina siamo riuniti qui insieme per dare lode, gloria e onore al tuo nome. Non vogliamo concentrarci su quello che fai, tu fai un sacco di cose per noi, ma stamattina vogliamo concentrarci su quello che tu sei, Signore. Vogliamo lodarti per la tua onnipotenza, la tua onnipresenza, come abbiamo appena cantato. Tu sei in ogni luogo, tu conosci ogni cosa, Signore. Veramente aiutaci a togliere dalla nostra mente le preoccupazioni, tutto ciò che ci lega, che ci mette dei pesi sulla schiena. Aiutaci a lasciare tutto davanti al tuo trono, sapendo che tu sei il Signore e Re della nostra vita. Amen. Questo canto parla che Cristo muove le montagne e sono delle parole che ha detto Gesù nella Bibbia e dice che se abbiamo una fede anche piccola come un granello di senape, potremmo dire alla montagna di spostarsi. Ed è una grande cosa ciò che ha detto il Signore, perché con questa frase il Signore ci invita a spostare, ci aiuta a spostare quelle montagne che abbiamo nella nostra vita, preoccupazioni, problemi in famiglia, anche un po' come questo periodo che stiamo vivendo di grande angoscia, grande incertezza. Il Signore ci dice che se abbiamo una fede piccola come un grano di senape, ci aiuta a sconfiggere queste paure, queste incertezze che possiamo avere. Vogliamo cantare assieme con forza
questo canto. Tutti hanno bisogno di un amore senza fine. La grazia tua su me. C'è un grande bisogno di perdono e conforto. Del Dio che salva. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Prendimi come sono, con tutti i miei timori, riempimi di te. Questa mia vita voglio dedicarti, credendo fino alla fine. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, un Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. La tua luce sia sul mondo, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Gesù, la tua luce sia sul mondo, cantiamo per la gloria di Dio Padre. Cristo muove le montagne, un Dio potente tu sei, un Dio potente tu sei, per sempre dona la salvezza, Gesù la morte schiacciò e vittoria ci dà. Grazie Padre perché tu ci doni il tuo amore gratuitamente, Padre. Grazie perché tu sei un Dio glorioso, Padre. Tu vieni incontro alle nostre debolezze, Padre. Tu ci sostieni. Come diceva il fratello Andrea prima, noi dobbiamo affidarci a te ogni giorno, perché siamo persone che hanno dei timori e ogni giorno, Padre, abbiamo delle ansie che vogliono prevalere sulla pace, Padre. Ma tu sei il Re della pace e noi vogliamo affidarci completamente a te, Padre, affinché possiamo guardare giorno per giorno, fare un passo alla volta, Padre, per non essere intimoriti e schiacciati dal peso, Padre, che solo tu vuoi portare. Noi dobbiamo gettare questo peso su di te affinché possiamo camminare, Padre, in leggerezza di vita, ma una vita seria davanti a te, Padre, questo è il nostro desiderio. Vogliamo darti la gloria e l'onore. Amen. Innalziamo i nostri cuori al Signore nostro Dio per invocare la sua potenza e innalziamo le mani al cielo, al Re dei Re, in suo onore. Amen. Cantiamo Alzo le mani.
io canto a te, perché sei tu che regni nel mio cuore. Nessun Dio straniero avrò, ne cerco altri tesori, solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco, dal tuo nome la mia lode offrirò. Alzo le mani ai re dei re, ai grandi ossioni, io canto a te, che sei tu che regni nel mio cuore. Nessun Dio straniero avrò, ne cerco altri tesori, solo tu sei il mio destino, la tua potenza invoco, dal tuo nome la mia lode offrirò. Vogliamo innalzare ancora un altro canto di lode al Signore. In questo canto vogliamo proprio chiedergli di aprirci gli occhi del cuore affinché possiamo poi ricevere la parola che ci darà il pastore, affinché possiamo cogliere ogni cosa che lui vuole dirci oggi. Insieme alla nostra lode, chi vuole può anche venire avanti e offrire delle nostre decime, delle nostre primizie al Signore. Vi ricordo di passare dietro per rispettare il codice del Covid. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Risplendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, Santo. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti, vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria, versa il tuo amore su noi, mentre cantiamo Santo, 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 cantiamo Santo, 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 tu sei Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 Santo,
santo, santo. Sei Santo, 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 voglio vederti. Signore, ti ringraziamo per questa domenica, per la possibilità che ci hai dato di essere qui e innalzare i canti a te, poter suonare per te, Signore, poter cantare a te, e ti ringraziamo anche che ci hai dato la possibilità di offrirti le nostre primizie a te. Amen. Grazie al nostro gruppo Lode, e adesso è venuto il momento per i nostri bambini e ragazzi di andare alla scuola domenicale e per noi grandicelli di poter ascoltare la parola di Dio attraverso il pastore Mario. Volevo invitare i ragazzi qui davanti e pregare per loro, per Enisa che si prenderà cura di loro oggi, e per noi pregare per noi per il pastore Mario. I nostri ragazzi sono sempre tanti, fantastico. Signore, ti vogliamo ringraziare perché in questa chiesa, Signore, ci hai dato veramente questo dono di questi bambini, ragazzi, giovani che sono veramente tanti. Oggi ne manca qualcuno, Signore, ma siamo una chiesa veramente con tanti bambini, Signore. Ti preghiamo per loro, per Enisa, che dovrà portare la tua parola nei loro cuori, Signore, affinché anche loro possano crescere con te e in te, Signore. Ti prego anche per noi, Signore, per quello che ascolteremo questa mattina, che possa non solo rimanere nei nostri cuori, ma che possiamo metterlo in pratica una volta usciti da qui, Signore. Ti prego per il pastore Mario, per quello che dovrà dire, Signore, e ti prego per le sue parole. Grazie ancora, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Buongiorno a tutti. Abbiamo una bellissima giornata di sole. Salutiamo tutti i nostri fratelli di Belluno, Conegliano, Treviso, Padova e Mantova. Pensate che i fratelli di Mantova stanno pregando per essere staccati dalla Lombardia, ok? Così possono venire al culto, ok? Perciò continuiamo a pregare per questa possibilità. È una gioia vedere molti di voi questa mattina, alcuni oggi hanno fatto veramente un viaggio molto lungo per stare con noi, è una grande gioia che possiamo condividere la parola di Dio insieme. E non vi ingelosite, anche che voi venite da vicino va benissimo, ok? Abbiamo anche degli ospiti questa mattina, perciò che Dio ti possa benedire. Ed è bello sapere che non sempre i giorni sono di sole, vero? Leggevo questa mattina, dice dalle nuvole più oscure si ottengono le piogge più abbondanti e per alcuni questa è una bella cosa, cioè per i contadini soprattutto. Si dice anche che dalle mine più buie si ottengono le pietre preziose più belle. E la frase continua così: dai giorni più difficili e bui della vita cristiana si ottengono le più grandi benedizioni. Ed è proprio quello dove ci troviamo questa mattina. Vi ricordate, la settimana scorsa eravamo nel libro di Filippesi, capitolo 1, abbiamo visto dal versetto 1 fino al versetto 11 e abbiamo visto che Paolo si trovava in prigione non per causa propria o per qualcosa di sbagliato che avesse fatto, ma era prigioniero di Cristo. Infatti qualcuno ha elencato, cioè ha messo come titolo il capitolo 1 del libro dei Filippesi, le catene di Paolo. E catene che sicuramente sono state di grande benedizione. Noi oggi leggeremo dal versetto 12 fino al versetto 21 e dice così: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo.
Ti puoi immaginare essere in prigione per una causa ingiusta, no per colpa tua? E ti trovi in quella circostanza nella quale ti puoi arrabbiare, ti puoi adirare, puoi dare la colpa a qualcuno o trovarti come nel caso di Paolo: "Non ho fatto niente di male, ma sono finito qui dentro per la causa di Cristo". Versetto 13 dice: "Al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo". Alla maggioranza dei fratelli nel Signore sono stati incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Versetto 15. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Versetto 17. Ma quelli che annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene, che importa? Mi piace molto questo. Che importa, dice Paolo. Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunciato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Sono infatti che ciò tornerà alla mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo. Secondo la mia viva attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza ora, come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. È interessantissimo questo brano, no? Quando noi lo abbiniamo per esempio a Romani capitolo 14, versetto 7 e 8. Dice così: nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se viviamo, viviamo per il Signore e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, wow, dice, sia il nome del Signore glorificato. Quando noi entriamo in questa lettura, ci troviamo lì, Paolo si trova in catene, si trova in prigione. E se noi andiamo a verificare soprattutto il primo versetto che abbiamo letto, il 12, quando lui dice le condizioni nella quale io mi trovo, cioè se noi andiamo in profondità e lo studiamo un pochino più nell'originale, sarebbe le cose che spettano me, oppure le cose mie. Cioè in poche parole, i fatti miei. L'esperienza mia come carcerato, che cosa ha fatto? È servito per poter portare avanti il Vangelo. Queste catene sono state di grande benedizione. Perché? Perché praticamente queste catene hanno servito. Dice che tutti quelli del pretorio hanno capito chi era lui e perché lui si trovava lì. Allora, sapete, questo del pretorio è molto interessante perché praticamente erano delle guardie imperiali, erano molto importanti, erano state messi lì da Augusto come prima e si trovavano in 3 zone a Roma. E praticamente loro erano molto speciali, pensate che avevano dei servizi speciali, avevano anche una paga doppia ed erano praticamente 10.000 persone elette. Andando avanti nella storia, prima si sceglievano solo persone dall'Italia, poi hanno scelto anche persone dalla Macedonia e poi alla fine hanno messo anche qualche spagnolo. In un primo momento erano 10.000 e dopo praticamente sono aumentati a 16.000. Perciò si pensa che praticamente era in quel periodo che Paolo si trovava lì imprigionato. E lui era lì. E praticamente che cosa succedeva? Lui si trovava in prigione e mettevano questi tipi di guardie, perciò aveva una guardia di grande onore Paolo. E di solito ne mettevano 2.
e stavano lì uno accanto all'altro e le cambiavano più volte durante la giornata. Ma secondo voi Paolo cosa faceva? Avendo persone che lui non doveva andare a cercare per evangelizzare, ma Dio gliele portava. E più di una volta sicuramente le cambiavano apposta. Ed è proprio Paolo che ci incoraggia a predicare in tempo favorevole e in tempo sfavorevole. Lui non stava lì a lamentarsi delle prigioni, lui non stava lamentandosi per quella situazione che gli era toccata vivere. Lui sapeva che era la volontà di Dio che lui stesse lì. E alcune volte io mi domando come avrebbero fermato Paolo in un'altra maniera. Faceva un viaggio missionario, partiva da un posto, andava in un altro posto, incoraggiava, insegnava, esortava. Fermiamoci un attimino Paolo, in prigione. E dalla prigione scriverà anche la lettera ai Filippesi, altre lettere che saranno sicuramente di grande benedizione a tutti i fratelli, però in quella condizione lui predicava il Vangelo di Cristo Gesù. Sapete, in questi giorni ho meditato molto nell'ultimo lockdown cioè sempre lo stesso lockdown, non ho capito se siamo sempre nello stesso lockdown, cioè si è fatta una pausa, si è ripetuto, non lo so, diciamo in quella prima occasione in cui eravamo tutti bloccati e preghiamo per tutti i nostri fratelli nella Chiesa Agape che stanno affrontando questo momento di difficoltà che hanno il coronavirus. Però vi ricordate nell'altro momento Dio ha colpito alcuni dei nostri qui a Verona e quanto abbiamo pregato e quanto Dio ha risposto. E mi ricordo, no? Cioè, no, non è perché lì non sei qui, però lui una delle tante volte che mi aveva scritto mi ha detto io sono pronto per andare con il Signore se il Signore vorrà. Però quando era lì, no? E lo vedevamo lì, no? Una volta ci ha mandato questa foto, no? Con tutte le... E mi ha detto ho predicato Cristo Gesù qua. E questa è un po' la situazione che aveva Paolo lì. Lui non stava pensando in quello che stava vivendo lui stava pensando in che maniera lui poteva essere di benedizione agli altri, perché concludeva dicendo se io vivo o se io muoio, che sia per la gloria del Signore. Quale prospettiva incredibile da poter avere nelle nostre vite. Sapere che per me, diceva Paolo, il vivere è Cristo e il morire è guadagno. In un altro momento dirà io sono qua alla stretta perché da una parte vorrei andare ed essere nella presenza del Signore e da un'altra parte voglio rimanere affinché il Vangelo possa progredire e andare avanti. Che bella prospettiva questa di vivere con Dio, per Dio, alla gloria di Dio. E la prima cosa che succede lì, che Paolo è in prigione, che sta predicando il Vangelo alle guardie pretoriane ed è bellissimo perché dice tutti qui. Pensate che da lì tutti sapevano che c'era uno che era in prigione, che non si lamentava, che non si trovava per colpa sua, ma si trovava per la causa di Cristo Gesù. Quale testimonianza, eh? A volte basta che si presenta un minimo problema nella nostra vita e l'ultima cosa che ci passa per la mente è quella di presentare il Vangelo di Cristo Gesù. Uno dei miei professori al seminario, mi ricordo che ci aveva raccontato una storia per un certo verso simpatica, per un certo verso una certa paura. Stavano andando a fare ministero nella giungla dell'Ecuador. E così c'erano partiti da Quito normalmente, stavano volando con questo piccolo aereo per andare lì. Ovviamente erano 6 che stavano viaggiando, di cui soltanto lui era missionario, poi c'era il pilota e poi c'erano anche altri 4 che andavano anche lì alla giungla, non so a fare cosa, però ci andavano. In un certo momento il pilota comincia ad avere dei grossi problemi e comincia a diventare nervoso e comincia a perdere controllo del piccolo aereo e gli dice a lui, sei credente? E lui dice, sì. Allora prega. E lui ha detto, Dio, già ho pregato prima di iniziare,
non è momento di pregare, è momento di predicare. E lui si è girato e ha domandato a quei 4 che erano sull'aereo: se noi moriamo in questo momento, sapete dove andate? Io lo so dove vado. Perché Cristo è morto per me, ha versato il suo sangue, con quello ha risolto il mio problema di peccato. Sono andato a Lui per fede e Lui mi ha perdonato, mi ha regalato la vita eterna. Io sono un figlio di Dio, non per meriti miei, ma per meriti Suoi. E se io adesso vado all'eternità, mi piacerebbe che voi veniste con me. E l'aereo cominciava a precipitare, logicamente in quel momento là molti dicono, buon momento. In quel momento là, in quel grande momento di paura, 2 dissero io voglio andare con Cristo Gesù e 2 dissero questa è solo una fiaba. Vi devo raccontare che l'aereo cadde e quell'aereo cade e Dio risparmiò la vita di quel missionario, non risparmiò la vita di quei 2 che sono passati dall'aereo all'eternità con il Signore. Gli altri 2 si sono confrontati con la realtà. Se noi viviamo o se noi moriamo. È per la gloria di Dio oppure no? Sapete, Paolo in quella condizione, in quel momento in cui poteva lì stare a lamentarsi o a pregare, Signore, fammi uscire da questa prigione, fammi uscire di questa prigione, fammi uscire di questa prigione. Invece di star pregando lì, lui ha cominciato a fare ciò che gli toccava fare mentre era in prigione. E grazie a Dio per le catene di Paolo, perché molti hanno conosciuto Cristo come personale salvatore, molti sono stati incoraggiati secondo quello che abbiamo letto e molti hanno avuto un cuore che ardeva per il Signore e predicavano di più. Che contraddizione, no? Cioè finisci dentro per causa di Cristo, allora io che sono cristiano non predico perché sennò finirà che anch'io finisco dentro in prigione. Invece la forza del Signore aumentava in questi credenti. La Bibbia ci racconta che ogni giorno aggiungeva alla Chiesa ed erano fedeli. Beh, non soltanto, così come praticamente alcuni predicavano per amore del Signore, sempre c'è qualcuno che fa le cose per invidia o per gelosia o per vanagloria e Paolo dice: vogliono dare un peso alle mie catene? Ma che mi importa? L'importante è che il Signore venga predicato. E uno si domanda, ma se uno lo fa per gelosia, per vanagloria, Dio ve ne dice uguale, ricordati che il messaggio di Dio non dipende di quello che tu sei o quello che tu fai. E il messaggio di Dio, secondo sempre Paolo, in Romani capitolo 1, versetto 16, dice: io non mi vergogno del Vangelo perché esso è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo. Perciò, se noi abbiamo tra di noi persone che si comportano così, un giorno renderanno conto di questo. Ma l'importante è che Cristo venga predicato. Stai passando per una giornata in cui le nubi sono molto scure. O sei caduto proprio in uno di quei precipizi in cui le mine sono profonde e molto buie. O stai camminando nella valle dell'ombra della morte. Non devi avere alcun male, non devi temere nessun male, perché Dio è con te. Sapete, credo che i giorni bui servono molto per sapere dove stiamo andando. Allora, per esempio, se tu ti trovi su una strada e arrivi a un bivio, sicuramente tutti quanti noi quando arriviamo a un bivio vogliamo sapere dove andare, no? Perché abbiamo una destinazione in mente. Più di una volta io mi sono perso in Italia, no? Su quelle strade che non hanno indicazioni. Ti è mai capitato? Soprattutto quando uno va delle regioni che non conosci, vanno tutti per fede, non so come vanno, non ci sono delle indicazioni, tu non sai come. Grazie a Dio per i navigatori, no? Che anche a volte si perdono pure loro. Però alcune volte nella nostra vita, quando ci troviamo in un giorno di tormenta o cadiamo in un precipizio buio o stiamo camminando nella valle dell'ombra della morte, si presentano
Si presenta un bivio e tu devi fare una scelta. Quale sarà la scelta? Verso la comodità oppure verso l'avversità? Comodità o avversità? Qual è la scelta che noi facciamo? Cioè, se noi possiamo scegliere, cosa scegliamo? Molti dicono, di là, ok? Meno male che non mi tocca andare di là. Però noi ci troviamo che in questa realtà più delle volte non si imparano tante cose. Giusto? Pensiamo alla nostra vita cristiana. Quando viviamo in questa realtà sono poche le cose che noi impariamo. Quando prendiamo questa strada qui, che cosa succede? Arriva a Romani, capitolo 8, versetto 28, e mi dice, or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Perciò io sto andando a un posto sicuro. Arriva quel Salmo 23 che mi dice che il Signore è il buon pastore. E mi dice che anche se tu camminassi nella valle dell'ombra della morte non devi temere perché io sono con te. Cosa ci promette lì nel nostro versetto di Matteo 28? Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Cosa mi promette ancora la parola di Dio? Io non ti lascio, io non ti abbandono. Perché vogliamo scappare di questa direzione quando è il posto dove si impara di più? Sapete, quando noi ci troviamo lì nel bivio e questa mattina Paolo aveva deciso, o forse non aveva deciso, Paolo aveva deciso di andare in prigione? Perché alcune volte Dio ti porta qua. Non lo scegli tu, ti porta Lui. Perché vuole che tu possa vedere Dio e vuole che tu possa vedere te stesso. Quando tu ti trovi sotto la pioggia potente, quando tu ti trovi nel buio dell'oscurità, quando ti trovi nei momenti difficili, Dio vuole che tu possa avere il tuo sguardo molto chiaramente su due cose. La prima cosa, come vedi tu Dio? In quei momenti di difficoltà, di avversità, di discrepanza, di problematica, cosa vedi di Dio? Certo, possiamo dire Dio è amore, Dio è buono, Dio è perfetto, Dio è fedele. Però quando ti trovi incatenato nelle prigioni, più delle volte quelle frasi sono frasi fatte e non necessariamente quello che tu vedi di Dio. A me piacciono molto le parole. E sapete, Dio ha un sacco di titoli, alcuni li chiamano anche nomi. E quando noi guardiamo Dio dall'avversità, dal buio, c'è un nome che a me piace sentire, è il nome Adonai. Adonai. Dio è il mio proprietario, Dio è il mio Signore, Dio ha cura di me. Perciò in qualunque situazione tu ti trovi in questo momento, se tu guardi Dio come Adonai, tu sai che Lui ha cura di te e Lui non ti lascia e Lui non ti abbandona. Ma Dio ha un sacco di titoli, non soltanto Adonai, quello lo potete trovare nel Salmo 8. Un altro titolo di Dio è El, il più potente, supera tutti gli ostacoli. Non è meraviglioso vedere un Dio così? Che è il più potente, qualunque sia l'ostacolo che io mi trovo davanti, Lui può. Perché Lui può muovere le montagne se vuole. Lui ha aperto le acque del Mar Rosso, Lui ha fermato il sole, Lui ha provveduto per il popolo di Israele per 40 anni nel deserto. E se l'ha fatto per loro, non lo può fare per me? Dipende come io vedo questo Dio. Quando mi trovo dove? In prigione, al buio.
nella valle dell'ombra della morte, quando tutto è difficile, vedo il mio Adonai, vedo il mio El Elyon, l'Iddio Altissimo, l'Iddio Altissimo. Una volta siamo andati in una chiesa con mio figlio in America. Mio figlio misura 2 metri, ok? E porta 46,5 di piedi. E siamo andati e dovevamo condividere in una scuola domenicale. Stavamo nella scuola domenicale e viene un bambino. Avete visto che sempre c'è qualche bambino che fa qualche domanda un po' così fuori luogo, no? E si è messo accanto a mio figlio e l'ha guardato così: ma quanto sei alto? E mio figlio le ha detto quanto era alto. E lui l'ha guardato e dice: io non credo che esista uno più grande di te. Quando Davide si avvicinò a Golia, tutto il popolo di Israele tremeva per la sua altezza. Quando Davide lo vide, non vide un gigante. Lui vide el Elyon, l'Iddio Altissimo, che poteva veramente essere sconfitto. Golia, se soltanto si trovava qualcuno che si fidava di el Elyon. Come vedi Dio quando ti trovi in quei momenti buio? Questi momenti buoi, momenti bui, ecco. Adonai, El Elyon, Elohim, il creatore onnipotente, Deuteronomio capitolo 10, versetto 17. Tutto quello che è intorno a noi, Lui ce l'ha sotto controllo. Possiamo fidarci di Lui? Certamente sì. Cioè, se soltanto uno dei nostri capelli cadesse, Lui lo sa. Perché Lui è l'Onnipotente. Lui mi ha creato. Yahweh Jireh, il Signore che provvede. Qualche settimana fa pregavamo come Chiesa, vero? Che Dio potesse provvedere lavoro a delle persone qui tra di noi che avevano perso il lavoro. Yahweh Jireh. Momenti bui per molti di loro, è vero. E la Bibbia dice che quando una parte del corpo soffre, tutto il resto del corpo soffre. E abbiamo pregato o no? E questa settimana 3 dei nostri che avevano difficoltà iniziano a lavorare per 3 mesi. Non è meraviglioso il nostro Dio? Abbiamo pregato per Sara e per Matteo. E ricordate, li abbiamo chiamati qui, li ho fatto sentire completamente imbarazzati, vero? Però abbiamo pregato per la piccola Iris che si potesse girare perché era podalica. E attraverso l'aiuto dei medici, ma soprattutto per il tocco di Dio, Iris si è girata. E non vedremo più Sara per le prossime settimane perché è giusto così, no? Perché bisogna evitare qualunque tipo di contagio. Però magari la prossima volta che la vedremo con il tesoro che Dio avrà provveduto, no? Perché i figli sono una benedizione dell'Eterno, Matteo. E noi pregheremo adesso, come ci ha risposto, che anche il parto vada bene e che Dio ti dia la forza per stare accanto a tua moglie quando partorisce. Preghiamo per Matteo. I momenti di avversità servono a quello, cara famiglia in Dio. Quando noi dobbiamo vedere Dio come Dio è. Dio non si nasconde dietro cose che non si diventano realtà. Dio le fa le cose. Mi ricordo quando qualche mese fa, perché a quel punto qualche mese fa pregavamo per avere una sala noi qui. E Dio ha risposto con il Yahweh Jireh. E oggi per grazia di Dio
possiamo essere in questa bella sala che Dio ha provveduto. Ovviamente tutti i credenti qui a Verona vi siete sforzati in modo incredibile perché questo possa essere possibile. Però Dio ha provveduto. Perciò nel momento dell'avversità prendere questo non è un problema se tu guardi Dio come Dio è. Se tu cominci a non guardare Dio come Dio è, ti trovi in un altro problema, che tu non guardi Dio, ma guarda dentro di te. E quando tu guardi dentro di te, la Bibbia mi dice che spesse volte il cuore malvagio e perverso. Ed è vero, noi ci siamo fidati di Dio per la nostra salvezza. Molti di noi ci siamo fidati all'inizio della nostra vita cristiana. Molti di noi però non ci fidiamo nel giorno per giorno con Dio. Nel problema con mio marito, nel problema con mia moglie, nel problema con i miei figli, problemi al lavoro, problemi che diventano più grandi quando io guardo dentro di me e quando non guardo Dio. Ricordati che Lui è l'Altissimo, ricordati che Lui è l'Onnipotente, ricordati che Lui può ogni cosa, ricordati che Lui ti aiuterà. La domanda è: lo vuoi? Lo vuoi? Tu vuoi che Lui ti aiuti? Ricordate, c'era un uomo favoloso, Daniele, che lui voleva essere fedele a Dio. Gli arriva praticamente quest'ordine che non si poteva pregare più a nessun Dio. E dice, io non pregherò agli idoli, io pregherò a chi? A Yahweh. Io pregherò a chi? A Elohim. Io pregherò a chi? Ad Adonai. Ma faccio l'agente segreto di Cristo e mi nascondo in un angolo di casa mia, lì nella cantina, che nessuno mi vede. Tanto per Dio non è un problema, no? Che io prego, poteva dire Daniele, nell'angolo della mia cantina, o che io preghi nella mia terrazza quando aprivo la finestra verso Gerusalemme, che differenza fa? Qual è la scelta che aveva fatto Daniele? La Bibbia dice che come lui era uso a fare, salì sopra, aprì la finestra e pregò verso Gerusalemme. E lui è andato a un posto molto buio e non era da solo, aveva una grande compagnia che si chiamavano? Come si chiamavano le compagnie che aveva ricevuto Daniele? Leoni, leoni. Io avrei preferito, non lo so, una scimmia, così mi divertiva. No, sono arrivati i leoni. E i leoni potevano giocare a tris con Daniele, oppure se lo potevano mangiare. Daniele aveva scelto la via dell'avversità e lui aveva deciso di disobbedire alle autorità per ubbidire a Dio. E quella storia è meravigliosa, perché Dio chiuse la bocca dei leoni e niente successe a Daniele. Quando noi guardiamo dentro il nostro cuore e cominciamo a dire non si può, non è possibile, non è fattibile, sicuro che non succederà, io mi domando perché Dio ci deve rispondere. Perché Dio ci deve rispondere quando stiamo dubitando di Lui? Sì, preghiamo, ma intanto lo so che sai. Un altro titolo di Dio è El Roi, l'Iddio che vede. Dio vede esattamente dove ti trovi, come ti trovi, perché ti trovi e ti sta domandando: vuoi rimanere ancora lì o vuoi uscire da lì? Perché per uscire da lì ti devi fidare di me. Lamentarsi. Io non vedo Daniele nella fossa dei leoni che si lamentava per essere lì. Non vedo nemmeno Giuseppe in tutta la sua storia lamentandosi con tutte le cose ingiuste che le sono successe. Non vedo Shadrach, Mesach e Abednego lamentandosi quando si trovavano lì nella fornace di fuoco.
ma io vedo persone che capivano che Dio vedeva e Dio provvedeva. E a Daniele l'ha fatto uscire dalla fossa dei leoni, a Shadrach, Mesach e Abednego l'ha fatto uscire dalla fornace di fuoco e neanche puzza di fumo avevano. Mi piace molto il nome El Shaddai. A volte nel mio cuore questo nome è molto difficile da poter pronunciare. L'Iddio che sposta le montagne, l'Iddio sufficiente. Quali sono le montagne? Per Paolo poteva essere la montagna al carcere, ma l'aveva superato benissimo. Perché? Perché non si lamentava, era lì per volontà di Dio, predicava il Vangelo, progrediva il Vangelo, i credenti venivano incoraggiati. Wow, era meraviglioso, addirittura quelli che facevano opposizione predicavano tutto, andava tutto avanti. Ci sono tanti altri nomi, però quando io arrivo al nome Yahweh, che è la coniugazione del verbo essere, Dio ti dice io ero, io sono, io sarò. Anzi, in italiano voi avete questo tempo meraviglioso che è il gerundio. Essendo ieri, essendo oggi, essendo ancora domani. Lo stesso Dio che mi ha aiutato ieri, mi aiuta oggi, mi aiuterà ancora domani. Questa settimana io vi ho mandato un messaggio nel gruppo, no? Ricordando il lockdown, la prima parte. E avevo ricevuto questa settimana diverse telefonate di persone molto preoccupate. E pensavo a questo nome di Dio, il nome Yahweh. Lo stesso Dio che ci ha aiutato ieri, è lo stesso Dio che ci aiuterà oggi ed è lo stesso Dio che ci aiuterà ancora domani. Perché ha lo stesso potere, perché ha la stessa santità e perché il suo progetto sarà portato ancora avanti ed è portare salvezza per chiunque voglia credere in Lui. Salmo 90 dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni, in modo tale da avere un cuore saggio. Se ti tocca stare in un posto buio, se ti tocca stare nelle profondità di una circostanza buia, se stai camminando nella valle dell'ombra della morte, impara a contare bene i tuoi giorni. E il miglior modo di poter contare i tuoi giorni è non guardante quello che il cuore ti dice, ma guarda quello che Dio è. E Dio chi è? È Adonai, El Elyon, Elohim, Yahweh Jireh, El Roi, El Shaddai, Yahweh. E se ti trovi lì, Seconda Corinzi 4,17 ti dice: perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce sempre più grande, smisurato peso di eterna gloria. Giacomo 1,4 ci dirà: e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi e nulla mancanti. Leggiamo per concludere gli ultimi 2 versetti che abbiamo letto all'inizio. Secondo la mia viva e attesa e la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza ora e come sempre Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Ho cercato questa parola vivere, e vivere in greco è la parola zao, che significa essere in vita, avere vita,
godere e sfruttare qualcosa per lo più in modo personale, in modo intelligente, con allusione a quanto può offrire e che permanesca per sempre. È vero, un giorno la nostra persona finirà su questa terra. Un giorno saremo alla presenza di Dio. E la Bibbia mi dice, beato è l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova, per Paolo la prova in quel momento là era la prigione, per Daniele era la fossa dei leoni, per Shadrach, Mesach e Abednego era la fornace di fuoco, per Giuseppe era quel pozzo dove i suoi fratelli stavano decidendo se venderlo o ucciderlo. E qua mi dice, perché una volta superata la prova, riceverà la corona che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. In questi giorni veramente mi sono domandato quanto io amo Dio. Perché se io amo Dio, supererò la tentazione, supererò la prova, perché lo amo. E qua mi dice che le persone che amano Dio, che superano la tentazione e superano la prova, riceverà la corona. Che non è il premio per la vita eterna, è il premio di aver superato come figlio di Dio la prova e la tentazione. Molto bella questa corona. Se noi leggiamo quello che dice Prima Corinzi 9:25, dice chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. Ma quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una corona incorruttibile. La settimana scorsa abbiamo parlato un pochino di questo, vero? Quello che è oro, argento e pietre preziose rimarranno in eterno, quello che è stoppa, fieno e paglia brucerà. Perciò io mi domando quanto amo Dio. Quanto amo Dio. Se io amo Dio, sicuramente se mi si presenta questo cartello nella vita, io guarderò non il mio cuore, ma guarderò quello che Dio è. E sarò pronto per ricevere quella corona, perché quella corona, cosa farò con quella corona? Me la metterò in testa e per l'eternità dirò, ehi, quanto sono stato bravo. La Bibbia dice che noi prenderemo queste corone, ci prostreremo davanti a Lui e lo ringrazieremo per quello che Lui ha fatto per noi. Quando io mi sono sposato con mia moglie mi ha fatto una promessa molto speciale. Nell'anello diceva per la gloria di Dio. E lei mi disse, Mario, io mi sposo con te perché ti amo. Io mi sposo con te per esserti fedele. E io mi sposo con te per servire il Signore insieme. Il giorno in cui noi andremo alla presenza di Dio, noi ce ne renderemo conto se quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per la gloria di Dio oppure no. C'erano quelli che predicavano per invidia e per vanagloria, vero? Quelli sicuramente persone ascolteranno, si convertiranno e loro avranno perso l'opportunità di averlo fatto per la gloria di Dio. Il giorno che io vedrò il Signore Gesù Cristo non farò promesse a Dio, perché ormai sarà passato tutto. Ma a me piacerebbe dire come sposa di Cristo, Gesù, io ti sposo perché ti ho amato. Gesù, io ti sposo perché ti sono stato fedele. Gesù, io ti sposo perché ti ho servito con tutto quello che avevo e con tutto quello che ero. C'è una canzone che mi piace molto che dice così.
semplici cuori di uomini e donne imperfetti, ma fedeli a un grande Dio. Pianti e battaglie cambiati in esulti e vittorie per il nome di Yahweh. Tu abbatti città con il suono delle trombe. Prendi questa piccola mia fede, Signore del tuo popolo e del cuore mio. Attraverso i secoli tu non cambi mai. Re della tua gente, sei anche il mio Dio. Nello stesso modo mi accompagnerai. Ho armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole e quanto inadatto sia io. Quello che conta è che io credo in un grande Dio. Concludiamo questa mattina. Scelte che dobbiamo fare. Ti trovi nell'avversità? È la direzione dove stai andando o dove Dio ti ha messo? Non guardare il tuo cuore, ma guarda quello che Dio è. E se ti trovi incatenato, cosa sono le catene? Quelle di Paolo sembravano molto pesanti in un primo momento, ma poi sono diventate molto leggere. Perché in quella prigione lui aveva capito che era lì dentro per essere una catena di benedizione. Non solo a quelli che erano fuori, ma anche a quelle guardie pretoriane che sicuramente hanno conosciuto Cristo in quella prigione. Qualche settimana fa abbiamo avuto l'onore di avere un missionario che ci è venuto a trovare e lui ci ha fatto vedere le catene come un altro esempio. No? Gli diceva una catena è formata di tanti anelli, vero? Però se uno di questi anelli non si attacca, non si lega all'altro, si spezza la catena. E lui ci ha fatto molto riflettere in Matteo capitolo 28, dicendo che andando noi dobbiamo fare discepoli, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando tutto quello che il Signore ha detto a noi, iniziando in Marco 16, versetto 15, quando dice che bisogna predicare il Vangelo ad ogni creatura. Io credo che questa mattina qua la catena di Paolo è arrivata fino a noi, no? Perché ci sono stati altri credenti, vi ricordate? Possiamo menzionare un Timoteo, un Tichico, possiamo menzionare un Paolo, possiamo menzionare un Giacomo, possiamo menzionare. Ognuno di questi è un anellino, no? Che ha portato a termine la possibilità che il Vangelo arrivi a noi. L'anello che ha portato a me a Cristo si chiama Joe Jordan. Io ringrazio Dio per la sua vita, non soltanto è diventato la persona che mi ha portato a Cristo, è diventato anche il mentore della mia vita spirituale e tuttora oggi mi aiuta nella mia vita cristiana. Per un periodo della mia vita veramente non devo dire che sono stato un buon anello e non ho portato ad altri il Vangelo di Cristo e non ho portato ad altri l'insegnamento di Cristo. Ma quando avevo 14 anni presi la scelta di diventare un anello efficace che non spezzasse la catena. E sapete, ho avuto opposizioni? Sì. Ho avuto perdite? Sì. Ho avuto problemi? Sì. Ma non è cambiato il fatto che ho un grande Dio. Non è cambiato il fatto che tutto ha cooperato al mio bene. Ho perso amici? Sì. Ho guadagnato a fratelli. Perché vivere per Dio vale la pena. E per quello che Paolo dice, per me il vivere è Cristo. E se per te il vivere è Cristo, sei parte di questa catena.
Io mi auguro che ognuno di noi sia quell'anello che si unisce a un altro anello e porta il Vangelo alle prossime generazioni. Che i nostri bambini possano diventare i missionari che Dio vorrà, arrivando ad ogni angolo della terra. Se Dio lo permetterà, presenteremo Iris. Io mi ricordo quando abbiamo presentato i nostri figli e io veramente ho lasciato l'Argentina, ho vissuto in America, poi sono arrivato tanti anni fa qui in Italia e una volta parlando con mia madre mi ha detto: se io ti avessi presentato non ti avrei presentato. Mia madre è dolcissima. Dice: per me è stato molto difficile presentarti a Dio e che Dio ti mandasse così lontano da me. Però il giorno prima di morire mia madre mi ha detto: è stato molto difficile averti lontano, ma meglio lontano nel centro della volontà di Dio che vicino, lontano da Dio. Perciò preghiamo per i nostri figli, preghiamo per la nostra Chiesa, preghiamo per la nostra vita, preghiamo per le nostre prigioni, per i nostri momenti bui, affinché anche noi possiamo dire come Paolo: sia che io viva, sia che io muoia, che sia per la gloria del Signore. Perché? Perché per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. Preghiamo. Signore, grazie. Grazie per le nuvole oscure, grazie per le mine più profonde. Grazie per i momenti della valle dell'ombra della morte. Grazie per ogni dolore, Signore, perché tu ci comandi di ringraziarti in ogni cosa. Ma Signore, grazie per le catene di benedizione. Perché Paolo aveva capito l'obiettivo per cui lui era finito in prigione e molti soldati hanno conosciuto il Vangelo di Cristo Gesù. E molti credenti sono stati incoraggiati a predicare il Vangelo di Cristo Gesù. E l'opera di Dio è andata avanti e ha progredito a motivo di una persona che nell'avversità non ha guardato il suo cuore, ma ha guardato te. Io ti prego per me e per ognuno dei miei fratelli, Signore, che quando siamo nell'avversità, nella difficoltà, possiamo vedere l'Iddio Altissimo, l'Onnipotente, colui che è più che sufficiente, colui che sa ogni cosa, colui che mi vede, affinché anch'io possa dire: Signore, che io ho un grande Dio. Grazie, Signore, per questa mattina, grazie per i nostri fratelli che sono qui presenti, per quelli che si sono collegati. La domenica è il tuo giorno, Signore, ti vogliamo dare onore e gloria per quello che tu sei. L'Iddio degli dei, il Signore dei signori, tu sei l'Onnipotente. E per tutti coloro che sono in difficoltà, Signore, noi ti chiediamo che tu possa intervenire secondo la tua volontà, attraverso la tua grazia e per la tua gloria. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie Mario. Vi auguro una buona domenica, una buona settimana e che veramente possa essere, lo dico così come provocazione, una settimana piena di avversità per ognuno di noi, perché vuol dire che lo stiamo facendo per il Signore. Veramente che possiamo vivere per il Signore e non per noi stessi. Una buona domenica.